Cristiana Sedda del ristorante La Balena. Stasera, Cristiana, avete ricevuto, tu e Gigi, un premio molto sentito che vi abbiamo consegnato noi di Meeting News, un premio alla carriera, potremmo definirlo così, visto che il prossimo anno la vostra attività compirà ben 70 anni. Un'attività a conduzione familiare nella quale conservate ancora il ricordo dei vostri genitori e di chi vi ha preceduto. Cristiana, cosa significa per voi aver ricevuto questo riconoscimento? Allora, questo è un riconoscimento, come ho detto anche al momento della premiazione, innanzitutto per i nostri genitori. Per mio papà, che quasi 70 anni fa appunto ha fondato per puro caso La Balena. Lui amava tanto cucinare, amava il pesce e quindi ha detto perché no? Ha unito le due cose. Ha unito le due cose. Lui faceva tutto un altro mestiere che per motivi storici è andato a finire, cioè lui faceva le ceste che si portavano nei mercati civici e che sono state soppiantate dalla plastica. Quindi si è saputo reinventare. E da quasi 70 anni noi siamo orgogliosamente una trattoria con ricette orgogliosamente castellaie. Bella questa cosa, Cristiana. Sì, e siamo io e mio fratello, la nostra collaboratrice Delphine, e poi tutti i vostri clienti che vi vogliono veramente bene. Ogni tanto c'è qualche piccolo contrattempo, però insomma voi continuate a mantenere questa identità con fortissima. Le stesse ricette. Io non ho la friggitrice, frigo nelle padelle di mio padre, di questo sono molto orgogliosa. Arrostisco i pesci sul carbone, quindi anche lì all'antica. Molto importante anche i vostri fornitori, voi ancora vi rifornite da pescatori locali che vi portano il pescato del giorno, quindi da voi si mangia quello che arriva. Esattamente. Noi abbiamo tanti fornitori che sono del mercato San Benedetto, storici, da sempre con mio padre, come Chicco e Tonio Gatti, da cui prendiamo il tonno e la burrida, Giuseppe Mulas, da cui prendiamo l'altro pescato, il fritto, l'arrosto, eccetera. E poi abbiamo la cooperativa della piccola pesca che ci porta i saraghi, ci porta il polpo, insomma ci porta tutto. Quindi da noi è tutto a chilometro meno di zero. Avete poche ricette, ma portate avanti nel tempo, sempre che sono una garanzia. Visto che abbiamo parlato dei vostri fornitori, facciamo notare anche gioielli bellissimi che indossi, che sono della nostra amica Sara, Paolucci, Furighedda, che mi ha, sapendo che dovevo ricevere questo premio, ha voluto omaggiarmi con questa bellissima parure. Sono dei gioielli stupendi fatti in acciaio e broccato sardo, e quindi insomma tradizione su tradizione. Esatto, che però ha voluto anche con un tocco di modernità. Loro sono a Quarto e hanno delle cose bellissime. Alla Marmora, e la ringraziamo perché anche loro portano avanti una tradizione. Tutto ciò che porta avanti tradizione bisogna preservarlo. Sono d'accordo, e valorizzazione della Sardegna. Esatto. Cristiana, io ti ringrazio. Io ringrazio te, e alla prossima. Ringrazio i Sardinian Food Awards. Grazie.